Buon pomeriggio, benvenuti al centro sportivo al campo comunale Concadoro di Monreale. Benvenuti alla 20ª giornata di Giovanissimi Elite Under 15. Benvenuti a uno dei più classici che ormai sta offrendo il panorama giovanile palermitano. Benvenuti a CUS Palermo Calcio Sicilia. Formazione di casa il CUS Palermo in maglia bianca, Calcio Sicilia in maglia rosa, squadre schierate in mezzo al campo. Ora confronto tra due capitani, sorteggio per chi avrà il primo posto della parte, per chi potrà scegliere il lato iniziale su cui cominciare questa gara. A confronto Capitan Barone e Capitan Ribaudo, i due centrali di difesa delle due squadre. Tutto fatto, si può giocare oggi giornata ventosa, giornata piovosa sul comunale Concadoro di Monreale. Si prospetta una partita dura, maschia, come la definirebbero ad alti livelli. Ripeto, oggi il meglio che può offrire il panorama giovanile palermitano. Calcio Sicilia contro CUS Palermo. Squadre che sono affrontate qualche settimana fa, ma nella categoria di Elite Elite, partita vinta per 2-0 dal Calcio Sicilia. Oggi i ragazzi di Mister Demma cercheranno la vendetta per Mister Dalì degli Under 17 e per continuare a inseguire il sogno del primato in classifica, visto che l'Academy continua ancora a vincere e a far punti su punti. Il CUS deve stare attaccato ogni singola partita senza mai cadere la concentrazione. Il Calcio Sicilia è pronto, il CUS Palermo col solito rituale pre-partita. Tra poco saremo pronti, tra poco assisteremo alla 20ª giornata di Giovanissimi Elite Under 15. Prima palla per il giocatore del Calcio Sicilia, andrà a mettere in gioco per la prima volta Caruso. Vai Calda! Si attende il fischio del direttore di gara. Per dare il via è spuntato pure il sole, è apparso il sole, qualche raggio timido di sole sul comunale Concadoro. Tutto pronto per 70 minuti di grande calcio, aspettiamo il fischio, inizia parte dell'arbitro, sta sistemando un po' la situazione con le bandierine sui lati. Regolamento che continua a persistere con questi ragazzi costretti non solo a stare in panchina ma anche a stare lontani, all'impiedi sotto la pioggia. Questa è questione di aia, ma torniamo in campo, torniamo alla dinamica di gioco, si comincia, si può giocare. Ricordo, due tempi a 35 in quanto siamo in categoria di giovanissimi. Giro palla Calcio Sicilia per andare avanti, scappo 6, Barone va dietro, non tocca il Catanzaro, no, sembra essere così, no, deve essere di Catanzaro, rimesso a Catanzaro per il Calcio Sicilia. Giocata corta, cercato lo scambio, palla che arriva all'entrata di rigore, prova ad andare in prima, Caldarella, palla che resta buono per l'inserimento di Caruso. Cerniglia riesce a bloccare, a farla sua, poi va giù, c'è fallo al portiere, carica il portiere del direttore di gara, fallo e calcio di punizione, Similo rinvio dal fondo in favore del CUS Palermo. Gioca corto il CUS, Baroncini, errore in fase di uscita, la regala a Caldarella, vorrebbe l'inserimento centrale al limite dell'area, la spazza via, così guida. Calcio di Sicilia in avanti, Osei un po' timido nel mandarla via, Osei ancora a lottare, cercato una giocata di prima, resta buona per il CUS e riesce a spazzare e a mandarla via. Deve affacciarsi in avanti il Catanzaro, prima palla in avanti per il CUS Palermo. Catanzaro ancora, lungato di sinistra, da qui c'è la presenza di un palo, ci stiamo riparando dopo una giornata un po' piovosa. Vediamo se persisterà questo tempo con sole e tornare nella solita postazione, così da vedere meglio anche il lato di sinistra del campo. Rimessa laterale per il CUS Palermo, a giocare andrà Baroncini. Baroncini. Dai!
entra qualche piccola incertezza, qui l'arbitro chiama, sarà rimessa laterale per il Cus Palermo. Intanto vi ricordo l'appuntamento di oggi, siamo in diretta sia dal Concatore di Monreale che dal Cus Palermo con Federico Serio che sta gestendo i ragazzi di Mister Adeola, gli Under 16. Noi restiamo però qui in campo, vi ricordate gli appuntamenti oggi sui nostri canali, domani anche 4 partite, domani mattina in linea sempre sui nostri schermi. È rimessa tale Cus Palermo, vorrebbe affacciarsi in avanti. Prendiamo sta palla! È tua Pietro! Calcio d'angolo Cus. Calcio d'angolo Cus Palermo. Si presenta Catanzaro dalla bandierina di sinistra. Prima occasione da corner della partita. Primo giro dalla bandierina per il Cus Palermo. Catanzaro vorrebbe andare in mezzo sul secondo, non trova nessuno e se non la palla accompagnata fuori da Messina. Rinvio dal fondo, rinvio dal portiere per il calcio di Cilia. Mangano lascia la battuta al suo compagno di reparto. Salgono i ragazzi a formazione ospite. Lancio lungo all'altezza della metà campo. Caramia cerca di chiudere la gira della calcio, ci riesce bene. Ora sai ancora lottare, mette la testa Osei, palla lancio di avanti, Caldarella anticipa Barone. Osei deve lottare ancora su queste palle aeree, palla che resta buona per il calcio, si lancia, gioca per il vantaggio dopo un fallo commesso da Gabriello Setta e l'arbitro. La palla termina fuori, è rimessa con le mani per il calcio di Cilia. Gioca a lungolinea, è andato giù Catanzaro, fallo commesso da di Francesco Catanzaro, fallo e calcio di punizione per il Cus Palermo. Calcio di punizione Cus. A battere andrà Barone. Barone lancia, trova la testa di Valenti, palla che resta buona in mezzo al campo, vorrebbe passare ancora, cerca di gestire dove Monunci, Catanzaro non riesce a chiudere la giocata, il lancio di Caldarella arriva a destinazione, palla verso Messina, ancora in mezzo a due, viene chiuso la Capitan Barone, ha provata la ripartenza, ha cercato Guida, ha cercato il lato di Fasone, non arriva, rientra in campo Fasone dopo un infortunio, riesce a ritrovare la forma Filippo Fasone e scendere negli 11 titolari di Mister Demma. Osei non trova il compagno, palla che resta ancora vagante, giro palla calcio di Cilia, cercato l'unico riferimento del calcio di Cilia, prova a tenerla, Caruso non può gestire, ma tante maglie bianche, costretto all'errore, palla spazzata via, termina comoda soltanto per il portiere della formazione in trasferta. Rinvio dal fondo per il calcio di Cilia. Ha scelto bene Cerniglia, vento a favore per il Cus in questa prima frazione di gara, concedendo il primo possesso a calcio di Cilia. La palla si ferma, il vento la rallenta, resta buona lì, vorrebbe mettere pressione Fasone, Osei di primo, un po' frettoloso qui, Barone ancora con l'uomo alle spalle, Baroncini allarga, la palla è buona per Candela, cerca la giocata, non passa, quello di Candela perde qui. Mette giù, lo rincorre Caramia, arriva pure Catanzaro, bene qui Catanzaro, si aiuta un Caramia, palla verso Candé anticipato, ribattuto in avanti, Osei deve chiudere, occhio allo strappo sul lato, Messina contro Osei, alla meglio il difensore in maglia numero 3 di Mister Demma, l'ultimo tocco è stato di Osei, la rimessa laterale in favore del calcio di Cilia. La cercata in mezzo Messina, anticipato da Osei, altra deviazione al 3, altro tocco, invece no, l'ultimo tocco è stato al giocatore in maglia rosanero, quindi rimessa laterale per il Cus. Giocherà Osei con la rimessa lunga lungolinea, non arriva a destinazione, ancora incerto il possesso, rimessa laterale, un altro sempre da quel lato, sempre Gabriello Osei incaricato di battere. Osei vorrebbe Candé che continua a svarare in mezzo al campo, questa volta trova ancora una direzione avversaria, un altro replay sempre sul lato di destra ma da qualche metro in avanti. Osei potrebbe andare a rigore, Osei ancora riflette, Candé viene incontro, la palla è dentro l'aria, la ricerca di Guida, spazza via il difensore del calcio di Cilia, la palla viene
messa dalle parti di Caruso, messo giù, non c'è fallo, regolare l'intervento da parte di Barone, rimessa la 3 calcio Cile ora, partita fin qui che resta in fase di stallo, c'è Catanzaro, mister Catanzaro che protesta con l'arbitro per la scelta arbitrale sull'ultimo contatto. Oggi sarà un bel duello a distanza tra mister Catanzaro. Lancio sul lato, anticipa bene il numero 7 da parte del Cus Palermo. Ora Catanzaro vorrebbe andare, Catanzaro serve la corsa di Candé, non arriva Rodi Candé, anticipò il difensore del calcio Cile che la manda in avanti, vorrebbe prenderla Caruso, l'accompagna Leo, cercata la palla in avanti, insegue pure Messina, occhio alla confusione, Cerniglia non riesce a prenderla a farla sua, la palla termina fuori, l'ultimo tocco è stato Rosa, e rinvio dal fondo, rinvio dal portiere in favore del Cus Palermo. Rinvio dal fondo Cus. Vediamo che andrà a battere questo rinvio al portiere. Si è preso un gran rischio lì Cerniglia, come tutta la difesa del Cus, nell'indecisione, l'ingenuità, l'linea di rigore. A battere andrà Barone, Baroncini sale, lancia a lungo Capitan Barone, vorrebbe trovare Fassone, viene chiuso dall'uomo alle spalle, si va da un'area di rigore all'altro, si va da Barone a Gabriele Mangano va sul lato, palla che potrebbe essere buona per Catanzaro, si abbracciano i due, palla che arresta ancora a favore della formazione ospite, vorrebbe gestirla Catanzaro, arriva lui in anticipo, la due di sopra, trattenuto, non c'è fallo, si continua a giocare, lascia proseguire il gioco, qui Baroncini commette fallo Baroncini ai danni di Caruso e calcio di punizione per il calcio Sicilia. Calcio di calcio di Sicilia, un fallo commesso da Baroncini e danni di Caruso, a battere andrà Giuliano. Batterà Giuliano, solo Catanzaro a schermare la battuta. Giuliano dentro l'area, a cercare il secondo palo, palla che potrebbe avere destinazione. Catanzaro un po' timido, resta ancora il possesso calcio di Sicilia, va dentro l'area, bene qui la testa di Cavaliere, resta dal limite, conclusione che termina alta, si rallenta, può bloccare senza difficoltà Cerniglia. Palla tra le mani di Cerniglia, invita su a salire. C'è Cavaliere sulla sinistra, vediamo dove andrà Cerniglia, palla che si impenna, schizza dietro, nuovamente dalla porta di mister Catanzaro. Mangano, oltre la metà campo, Cavaliere contro l'avversario, passa Cavaliere su Caldarella, Cavaliere ancora, vorrebbe andare, Giuliano cerca di chiudere, ci riesce bene, allunga il contrasto, mette il corpo davanti, la strappa al 7. Barone mette il corpo, la difende bene Angelo Barone, torna da Cerniglia, deve abbassarsi il Cus e si alza il calcio di Sicilia. Cerniglia, Catanzaro contro l'incerto, troppo lungo, buono per l'altro 11, Caldarella va giù, cerca il contatto, lo trova, c'è fallo commesso da Catanzaro e calcio di punizione per il calcio di Sicilia. Fallo commesso da Catanzaro, l'arbitro forse ha peccato un po' l'inganno dopo il controllo errato dell'11 del Cus Palermo. Andato giù Caldarella, cerca il contatto, lo trova, il calcio di punizione che sarà battuto ancora da Giuliano. Due in barriera che si ha Cerniglia, Catanzaro 6, Guida va a coprire sull'uomo più centrale, arriva pure forse il terzo uomo in barriera. Giuliano, come dicevo, incaricato di battere questo calcio pesante. Siamo già passati, abbiamo già oltrepassato i primi 10 di gara, siamo quasi all'11esimo, ancora 0-0, ancora parità a reti inviolate fin qui tra Cus Palermo e calcio di Sicilia. Giuliano vorrebbe invitare i compagni all'inserimento, da lì poteva essere anche una buona occasione per il tiro in porta. Termina larga questa soluzione del 4 del calcio di Sicilia, non trova la porta Giuliano e sarà rinvio al fondo per il Cus Palermo. Mentre stiamo per entrare l'ultima battuta del campionato. Questa è una partita importantissima, un duello già visto non solo in campo ma anche tra società nell'insieme. L'anno scorso tra livello di iscritti e prestigio calcistico. Oggi la posta in palla alta, in avanti vorrebbe arrivare Guida, temporeggia, di testa la toglie via Sorino, la che termina sul lato, l'ultimo tocco è stato in maglia bianca, rimessa laterale rosanero. Questo è il calcio di Sicilia.
palla lungolinea, prova a girarla, tocca a Catanzaro, la palla viene messa al limite ancora sulla testa di Giuliano che ha cercato un inserimento verso il suo attaccante. La palla leggermente fuori misura, buona per la presa di Cernia, il Cus ha bisogno pure di affacciarsi in avanti fin qui non sta riuscendo a pensare agli avversari. Fasone può scappare, occhio che veloce Fasone, se la va a prendere, la tiene Fasone. Catanzaro, qui non vediamo bene, Catanzaro fuori misura per Candè, non riesce a sfruttare una grande occasione questa per il Cus Palermo, andava fuori misura Catanzaro alla ricerca di Rudy Candè, in due su Caruso, si giocava per il vantaggio, non si concretizza, la palla è buona però Osei si prende un rischio, Gabriele se la perde, palla regata a calcio di Cilia, anche ora Osei deve rimediare, vorrebbe tenerla, Messina viene messo giù, non c'è niente tra il rumore della tribuna, e ora Osei se ne va a prendere lui, Gabriele Osei in mezzo al campo, Sterza alza la testa, vorrebbe risentire Fasone, palla magica per Fasone, come l'aggancio, Filippo Fasone. Ancora Fasone, vorrebbe spazio per il tiro, ribattuta da fuori, cercata la conclusione, terminata alta, ci ha provato il Cus Palermo, ci ha provato Caramia. Dopo un errore che poteva costare caro da parte di Gabriele Osei, è riuscito a riprenderla, farla sua e trovare un'ottima palla verso Filippo Fasone. Conclusione che termina alto dopo il tiro di Caramia. Giuliano deve lottare con Catanzaro, scivola Giuliano, la palla termina fuori, rimessa laterale Cus Palermo. Baroncini, altra riversione rosa, altra rimessa laterale bianca. Baroncini va dentro, anticipato Candè, altra occasione, altra rimessa laterale per Baroncini, altro lavoro per il 5 di Mister Demma. Baroncini, Candè, cercare l'area, non c'è nessuno, palla per Caramia, prova a girare di prima intenzione col mancino, comoda solo per la palla del calcio di Cilia, resta ancora lì, la spazza via Lio, vorrebbe lanciare avanti per la corsa di Caruso, 6 in anticipo prima del 9, rimessa laterale per il calcio di Cilia ancora. A battere Andrea Plescia. Ok, esecuzione un po' rivedibile qui. Messina, Plescia, traversone di rigore, palla buona per Giuliano, non arriva, tocca Cavaliere, poi Baroncini spazza senza fronzoli, senza voler rischiare, la manda sul lato, altra rimessa con le mani, altra rimessa laterale per la formazione ospite. Palla messa dentro, Catanzaro cerca di tenerla, Francesco Catanzaro tocca per ultimo, la rimessa laterale ancora per il calcio di Cilia. Laterale battuta da Messina, ancora Plescia, potrebbe andare al cross dentro l'area di rigore, questa è l'idea, va troppo però sul portiere, oltre la linea di fondo, rinvio dal portiere, rinvio dal fondo per il Cus Palermo, rinvio dal fondo Cus, Barone insieme a Cernia, Baroncini in avanti, Candè allo spazio per girarsi, la scarica, si appoggia dietro, bene lavoro di sponda, Caramia in avanti, cercare la corsa qui di Cavaliere che va a disturbare i due del calcio di Cilia, palla allontanata via, resta buona per Caldarella di testa, occhio all'errore Caramia, Cavaliere, palla persa in mezzo a due maglia rosa, Barone contro Caruso, ancora Barone si sgancia, va in avanti, bene, Barone viene chiuso però, occhio sono un po' scoperti, riparte da calcio di Cilia, a destra per Caldarella, porta palla a Giuliano, buon recupero da un 4 all'altro, Giuliano la perde, la toglie il 4, Caramia, errore sul passaggio, errore di Baroncini, rimessa laterale calcio di Cilia. Di Maio, Caramia, Baroncini e ora è Catanzaro, spara la porta, se ne va bene Catanzaro, può portare, viene estratto dalla Caldarella, se ne libera, gioca per il vantaggio ancora come indica il direttore di gara. Osei si confonde sulla pressione avversaria, prova a scappare Caruso, Barone a mettere una pezza e mandarla sul lato, alta rimessa con le mani, altro lavoro per Plescia che sta per battere questa rimessa laterale. Quando siamo oltre il primo quarto d'ora di gara, siamo al 16°, quasi alla metà di questa prima frazione di gara. C'è un altro esecuzione rivedibile, qui già due in due casi precedenti c'è stato qualche errore, ha lasciato proseguire il gioco, alla terza assegna il cambio Barone,
la accompagna da Cerniglia, può bloccarla. Palla dalle mani di Cerniglia, alza la testa, vede chi servire. Cerniglia fa salire i suoi intanto. Cerniglia invece a velocizzare, va a rinvio lungo, lunghissimo. Palla che potrebbe essere buono il Fasone, che scappa dietro. Filippo Fasone contro il capitano Ribaudo, la lontana Ribaudo, si continua a lottare per il possesso. Cavaliere Caldarella giù, fallo commesso da Cavaliere ai danni di Caldarella, fallo e calcio di punizione per il Calcio di Sicilia. Lungo, Baroncini con le braccia larghe, va prima guida, alla messa in avanti alla ricerca di Caldarella, resta buona per Giuliano, vuole il tiro, Giuliano, Cerniglia, la palla resta lì, Caruso non arriva, occhio, salva tutto Osei, ha salvato Gabriele Osei, va a esultare con Barone, si immola, si sostituisce a Cerniglia ed è calcio d'angolo per il Calcio di Sicilia, prima grande occasione a gol della partita, prima vera e nitida occasione a gol della partita, passa tra i piedi di Giuliano che ha cercato di andare in porta, poi la ribattuta se l'è presa di sopra Osei, 0-0 al 18esimo. 0-0 al 18esimo. Questa 20esima di Giovanissimo Elite Under 15 girone A. Vai di testa! Messina vuole il centro dell'area per l'inserimento del suo centrale di difesa, palla al limite, prova ad andare in porta e trova un gran gol, ha trovato un super gol e qui Lio dalla distanza, tutta la panchina in campo, gol di Lio, gol del Calcio Sicilia che esulta sotto i nostri schermi. Palermo 0, Calcio di Sicilia 1, gran gol dalla distanza, al volo, va sul secondo, il vento aiuta chiaramente la traiettoria e fa 1-0 per il Calcio di Sicilia, ha segnato Lio. Si sblocca al 18esimo di gioco il risultato, 1-0 Calcio di Sicilia dopo 18 minuti di gara. All'esatta metà di questo primo tempo di gioco, tutta la panchina ad esultare con il suo numero 8. Palermo 0, Calcio di Sicilia 1, quando siamo al 19esimo ora. Tirate in porta! Si gioca, cambia il risultato. Cercato un altro lancio. Provata a servire la corsa Rodi Candè, palla lunghissima, non può arrivarci, è rimessa tra le... per il Calcio Sicilia sarà arrivata al fondo, rimessa con le mani. È arrivata al fondo, non sono riusciti fin qui a mettere in difficoltà la formazione avversaria, ragazzi di Mister Demma. Calcio Sicilia era da qualche minuto che provava ad affondare dopo il salvataggio provvidenziale di Osei. All'occasione successiva dal volo, al volo da fuori dell'area, Lio è riuscito a sbloccarla, cara mia, resta alto il possesso, si lotta ancora su queste palle aeree, più difficoltà a tenerla giù, provata la ripartenza, Caldarella, strattonato la guida, Osei se la va a prendere, esce palla al piede, Osei, passa bene Gabriele Osei, si sgancia, Osei subisce un colpo da dietro, non c'è niente per l'arbitro, ci può seguire il gioco, poi un altro fallo commesso ai danni di Sorino, fallo e calcio di punizione per il Calcio di Sicilia. Occhio, l'arbitro invita qui a Catanzaro. Fischio, la Boniscio sta in dito! Osei resta giù, richiesto l'intervento della panchina, rappresentante Riccardo Spicuzza. Ancora a terra Gabriele Osei dopo il colpo subito alle spalle, giudicato regolare dal direttore di gara. Siamo al 20esimo di gioco, a 15 dalla fine del primo tempo, un quarto d'ora restante al termine del tempo regolamentare. Ottosaka il calcio di munizione è stato assegnato al Calcio di Sicilia. Invece di aiutare non ero buono. I passaggi abbiamo sbagliato. Si rialza 6. Momentaneamente fuori dal campo, rientrerà dopo lo chiede l'arbitro. Lancio lungo alla ricerca del limite nell'aria. Si trattengono Cavaliere all'avversario. Ancora Cavaliere porta giù l'uomo, commette fallo. Calcio di punizione con tanto di giallo. Ammonito Cavaliere. Ammonito Cavaliere. Ammonito il 7 del Cus Palermo.
Ammonito Cavaliere, il primo giro della partita è diretto verso il 7 di Amsterdam. Fai correre, io me ne ancora voglio. Altro calcio pezzato per il calcio di Sicilia. Si ripresenta Giuliano, specialista dalle palle inattive. Duemberre che sia la Cerniglia. E torna a piovere sul terreno di gioco. Torna a piovere qui sul comunale Concadoro di Monreale. Giuliano, destro, alla ricerca del primo. Cerniglia ancora, incerto sulla presa. Preferisce ribattere, ma la palla resta vacante lì dentro l'area di rigore. Riesce a rimediare e lanciare lungo così Cerniglia. Ripaudo in avanti. Guida contro l'altro Tollio. Giocatore fin qui la decide. Vorrebbe un lancio sulla verticale quasi alla cieca. Non trova nessuno ai suoi. Soltanto il recupero del portiere, nonostante qualche ulteriore brivido. Cerniglia. Caldarella contro Cavaliere. L'ultimo tocco è stato di Caldarella. Rimessa con le mani. E per il Cus Palermo. Sali. Baroncini, Cande, palla che scappa da calcio di Sicilia, cercata una palla in avanti per la corsa di Caruso. Cerniglia può prenderla comodamente qui. Torna a piovere intensamente sul comunale Concadoro. Partita che potrebbe cambiare ora. Palla accompagnata fuori, Di Maio la lascia terminare oltre la linea, rimessa laterale per il calcio di Sicilia. Campionati Campionati! Al in mezzo, gestione. Sorrino torna dietro. Lancio in avanti, rallentato dal vento. Ha subito un colpo a guida. C'è fallo. Arbitro vede il contatto e assegna calcio di punizione per le braccia troppo lunghe del giocatore del calcio di Sicilia. Dani dell'altro 8 in maglia bianca, però. Barone andrà a mettere in gioco il capitano. Basta che vola! Può andare in porta Barone col vento a favore. Due in barriera richiesti da Mangano. Batte Barone, ora la conclusione in porta. Mangano in due tempi riesce a bloccarla, riesce a farla sua in due occasioni. Mangano sul tiro cercato da Barone. Palla al portiere, gioca corto Mangano. Preferisce mantenere la palla alta del calcio di Sicilia. Può andare lungo il lato di Caldarella, deviazione di Catanzaro, rimessa con le mani per Di Maio. Di Maio, Catanzaro, Cande, prima dell'avversario, cerca la corsa di Fassone, sì che è veloce ma non a questo punto, la manda via Ribaudo, rimessa con le mani per il Cus Palermo ancora, rimessa laterale Cus. Baroncini va dentro, anticipato di testa, altra rimessa laterale, altro rimessa con le mani per il Cus Palermo. Cara mia, di prima intenzione, quasi alla cieca, palla comoda solo per Mangano. La fa sua Mangano. 10 alla fine del primo tempo, 1-0 calcicito per gol di Liga, la palla uscita fuori. Rimessa laterale per il Cus Palermo. Occhio, c'è qualche scintilla tra Catanzaro e Caldarella, c'è un giallo, vediamo perché. Ammonito Caldarella. Francesco, perché? Gioca! Ammonito Caldarella. C'è fallo di creazione! A lui! Un giallo per parte. Caldarella e Cavaliere. Baroncini vuole mandare lungolinea, doppio anticipo sulla palla, tocca per ultimo Giuliano e calcio d'angolo per il Cus. Vediamo chi va a battere, si è chiuso nuovamente il cielo qui sul Concadoro. Calcio d'angolo, va guida dalla bandiera sinistra, noi concentriamoci dentro l'area di rigore.
Guida, vorrebbe andare in mezzo, palla verso Barone, va giù, non c'è niente, palla che deve essere spazzata via, vuole portare palla al piede il 10 Messino, 6 la strappa, la può tenere dentro, o 6 vuole la deviazione, palla che resta dentro, occhio ancora calcio Cile che vuole andare in avanti, palla che schizza da Caruso. Baroncini col corpo, Candè, trova Barone, sulla corsa di Guida, Alexander Guida, può scappare il rotto, Guida. Palla cercata in mezzo, troppo sul portiere, comoda per Mangano. Palla buona per Mangano. Ma già si secondo tempo che aggancio io giocatore. Mangano lungo, Lio, prova ad andare, Barone si sgancia, Catanzaro per la corsa di Cavaliere, prova ad arrivare, palla che rimbalza fuori, scivola, prende velocità dopo che tocca il terreno bagnato e rinvia al fondo per il calcio di Sicilia. Palla buona per Mangano. Senza fretta di battere il calcio di Sicilia. 28esimo del primo tempo, 7-35. 1-0 col Sicilia, ancora gol di Lio che fin qui decide la partita. Trovato al 18esimo un gol da fuori l'area al volo che ha sbloccato fin qui questa gara. Tocca per ultimo Catanzaro, ribaudo, si ritaglia la rimessa data al suo favore. Ancora calcio di Cile con le mani. Peccato Baroncini, nessuno dove la va a prendere. Palla in avanti alla ricerca di Cavaliere. Si aiuta Cavaliere, portano giù, trattenuto, non c'è niente. Vediamo noi calcio di punizione. Vediamo che dice l'arbitro, calcio di punizione per il CUS. Calcio di punizione CUS Palermo quando siamo al 29esimo minuto di gioco. Dal limite, calcio piazzato per un fallo commesso e danni di Cavaliere, trattenuto. L'arbitro era lì a pochi passi, assegna un contatto falloso contro il calcio di Cile. Quindi calcio di punizione CUS Palermo, che andrà a battere la posizione a Fasone. Lì c'è Candesi, si interessa. Fasone e Caramia, resta solo Fasone però, Mangano ne vuole 4 in barriera, deve andare Filippo Fasone, occhio l'arbitro ha qualcosa da chiarire in area di rigore, ha un cartellino in mano, vediamo chi richiama. Vediamo chi richiama il direttore di gara. Ammoniscilo! Fa la finta del direttore di gara, esce il cartellino, se lo rifila nel taschino. È calcio di punizione per il CUS Palermo, mentre continua ancora le mischie in aria. Occhio, guardate la di rigore, Fasone batte sulla barriera però non riesce a dar potenza. Altra chance Filippo Fasone, vorrebbe passare, chiusura decisiva da parte di Giuliano. Vediamo se è rimessa dal calcio d'angolo, che dice il direttore di gara. Sarà calcio d'angolo CUS Palermo, riconcentriamoci in di rigore, siamo intanto oltre la prima mezz'ora di gara. 30esimo sul cronometro, 1-0 calcio di Sicilia. Caramia dentro, forse troppo fuori rispetto ai suoi compagni. La palla resta lì con testa, Caruso vuole correre, inizia Catanzaro, libero in mezzo Caldarella, Caruso si defila troppo, Catanzaro lo porta all'errore, copertura decisiva provvidenziale da parte di Catanzaro, è rimessa con le mani per il CUS, l'arbitro deve chiarire ancora la situazione. Si può giocare, Catanzaro vuole andare lungo linea, Guida sul lato fuori misura, palla buona per il calcio di Cile ora, quando mancano 4 minuti al termine del primo tempo. Continua a piovere sempre più forte. Catanzaro
lotta per prendere la palla buona per il giocatore di maglia rossa, resta ancora lì Giuliano, lotta, un difensore a terra, palla in avanti, Caldarella ancora, vuole il mancino, il raddoppio del calcio Sicilia, ha segnato Caldarella con Palermo 0, calcio Sicilia 2, raddoppia allo scadere, agli scocci del primo tempo, gol di Caldarella sul primo palo di Cernia, l'angola benissimo, raso terra, ed è 2-0 calcio Sicilia. Palermo 0, calcio Sicilia 2, resta a terra un giocatore a Catanzaro, c'era un contatto dubbio dentro l'area di rigore, dall'arbitro giudicato regolare, 2-0 calcio Sicilia, Palermo 0, calcio Sicilia 2, a 3 dalla fine, a terra ancora Catanzaro. Vediamoci, dai! Vai ribaudo! Lichi, carica, Lichi! Raddoppio calcio Sicilia, gol di Caldarella, si aggiunge insieme a Lio e il CUS ora è sotto i 2 gol al 33,30, 1 minuto e mezzo dalla fine. Lio e Caldarella, giocatori all'aperto dell'arbitro. Baroncini, altro lancio lungo non trovato, fatica ancora a entrare in partita il CUS. Baroncini non trova Fasone, rimessa la trolla ancora CUS Palermo. Vai Lio! Non molliamo! Baroncini, sarà lui che andrà a battere, invita a rettificare la posizione di battuta. Baroncini, vorrebbe andare in mezzo, palla tolta, resta buona per un altro intervento, a cui non vediamo bene. Baroncini vorrebbe andare in aria, non arriva a toccare Cavaliera, palla termina comodamente fuori in favore delle calcio Sicilia, che potrà battere questa rimessa laterale. Lascia rimbalzare Guida, sarà da prendere Alexander Guida. Caramia ancora in avanti, non arriva Fassone, vorrebbe riprenderla, la palla schizza scomoda per il 10 del CUS, ma comoda solo per il gioco del calcio Sicilia. Candè ripulisce, Caramia anche il controllo, ora il terreno di gioco Bagneta potrebbe portare un fattore chiave per la partita. Lancia in avanti, Catanzaro, qualche incertezza. Catanzaro contro Messina ancora scappa. Caruso vuole correre, Caruso 6, contrasto vincente da parte di Gabriello 6 e la perde poi. 35esimo, poi avanti calcio di Sicilia, viene chiuso Giuliano e ora il Catanzaro la manda in avanti, confusione più totale, blackout del CUS Palermo. Blackout CUS fa fatica a ragionare ora. Barone, non c'è fallo, Angelo Barastone la carica per i suoi, va giù, si gioca quasi senza regole. Catanzaro messo giù, ora sì che arriva il fallo, ora sì che arriva il cartellino, la segnalazione dell'arbitro, il calcio di punizione per il CUS. 30 secondi oltre il 35esimo, lancio lungo, anticipo da parte del centro di difesa del calcio di Sicilia. Caldarella, la palla scappa, Catanzaro l'accompagna fuori, rimessa laterale CUS. Candè, era errata la battuta di Catanzaro, c'è cambio, è calcio di Sicilia che la ritrova con le mani. È facile Caruso, è facile! È scarso! Vai Caruso, devi fare il carifora, lascialo stare, Caru, vai dietro, Caru! È tua, Caruso! Guida in avanti, non arriva a prenderla qui il giocatore del CUS, messo giù. Osei con le braccia sul volto, continua a lottare, il fallo è stato commesso incredibilmente da Osei
chiama al contrario l'arbitro, aveva le braccia tutte in faccia dell'avversario 6, c'è fallo, calcio di punizione per il Calcio Sicilia. Calcio di punizione, Calcio Sicilia, a battere andrà Giuliano. Questo è il portiere, che è facile! Angelo! Ma non spicciate! Non la sbattere avanti, non la bloccare mai. Caruso, la ribattuta è tua! Giuliano vorrebbe andare sul secondo, saltano in aria, riescono a prendere la palla carezza buona per Ribaudo. Ribaudo contro 6, Lotto 6 passa con la giocata ma si allunga troppo. Può passare così per questo primo tempo di gara. Vanno all'intervallo dopo 2 minuti di recupero sul 2-0 per la formazione nostra, 2-0 per il Calcio Sicilia. Fatica del Cus a entrare in partita, il Calcio Sicilia ne ha approfittato. 2-0 all'intervallo. Mi silenzio qualche minuto, si appena inizia la seconda versione di gara.
Ci siamo pronti per ricominciare, per riprendere dove ci eravamo lasciati qualche minuto fa. 2-0 per il calcio di Sicilia nei primi 35 di gara. 2 cambi per mister Demma, mette in campo Vella e Alberto Abate, mentre lascia invariato l'11 titolare mister Catanzaro. Si gioca, riprendiamo dal 2-0, Cus Palermo sotto di 2 gol, mentre in contemporanea live l'Academy sta pareggiando. Fasone per il primo strappo del secondo tempo, si allunga il ribaudo, decisivo il contrasto del capitano del calcio di Cile. Calcio d'angolo per il Cus. Che succede? Manca l'assistente, manca il guardalinee, partita vicina al rinvio quasi. Mentre siamo nel pieno. Tutti i palloni, Ottavio! Fai movimento! Vai, vicino al portiere, vicino al portiere! Siamo nel pieno della tribuna, nel pieno della tifoseria. Oggi dovrò scolarmi per farmi sentire, per come ho già fatto, sentite. Calcio d'angolo. Andrà Rudy Candé a battere, arriva l'occhio del direttore di gara. Rudy Candé dentro l'aria, salta più in alto Di Maio, deve toglierla il giocatore del calcio di Sicilia. Scivola in pressione Caruso, lancia in avanti, diluvia sul Comunale Concadoro, pallone a terra. Cavaliere a lottare contro l'avversario, palla che resta lì. Osei controlla, Gabriel Osei, duro a contrasto, bene Plescia sulla palla, la rimessa laterale è buona per il Cus Palermo. Dietro duro! Resta laterale Cus, velocizzerà Osei. Fatemi vedere! Guarda l'aria, vai! Osei Cambio! vorrebbe andare in avanti, allontana Plescia al limite dell'area, palla buona per Caruso e chi la ripartenza. Caruso chiuso, schermato, bene qui Abate, il primo intervento della sua partita. Alberto Abate con Osei, palla tolta ancora al 3, resta buono per il calcio che vorrebbe scappare sul lato. Messina viene fermato, palla in avanti, Alberto Abate, mancava lui, oggi non è arrivato a prenderla. Anticipo duro di Plescia su Cavaliere. Possesso contesto, gioca per il vantaggio, prova a passare, cerca spazio per la giocata, guida, ricomincia il portiere, Angelo Cernia svirgola, occhio al 3 errore di Cernia. Palla tolta, rimessa laterale per il calcio Sicilia. Plescia, altro errore, altro cambio e rimessa laterale per il Cus. Basta da rettificare la soluzione di battuta, andrà a Catanzaro a giocare con le mani. Osei, Cambio! pallongolino 6, Messina tocca, va a vuoto per Abate, palla buona per Caruso, ha cercato di piazzarla col destro, non c'è deviazione, soltanto rinvio dal fondo per il Cus Palermo che gioca. Cerniglia, palla in avanti, Barone vorrebbe andare, Barone, palla verso Fasone, fallo commesso ai danni di Fasone e calcio di punizione per il Cus Palermo. E lo spogliatoio, Torino! Calcio di punizione Cus. Che ci facciamo via con lo spogliatoio, Torino! Va lungo Barone, palla buona, occhio, potrebbe cedere pure Mangano, ma è sicuro sulla presa. Blocca e si distende Gabriele Mangano, palla tra le mani dell'estremo difensore del calcio di Sicilia. 2-0 ancora per la formazione ospite, come dare tutto nel primo tempo. Va lungo Mangano, oltre a metà campo, di testa Barone deciso, lotta guida, palla buona per Abate, vorrebbe Cavaliere, continua a provare ancora più forte, Vella ci crede, Plescia preferisce allungarla, toccarla e mandarla via rimessa laterale. Catanzaro, Vella, Vella lascia benissimo, Cavaliere vuole andare in porto, troppo debole, Mangano a vita semplice su questa palla. Presa di normale amministrazione per l'estremo difensore del calcio di Sicilia. E poi al portiere lungo, Barone lascia rimbalzare, arrivano uomini dietro, Cerniglia non arriva, la palla è stata regalata a Messina. Messina dietro, palla buona per Lio, e lui che la va a prendere, Lio si defila, si allarga lì ancora, chiuso da Osei, palla buona per il Cus e ora Cavaliere, il grande intervento di Plescia.
alla ricerca della verticale. Fasone, si gira bene Filippo Fasone sulla corsa di Candè, palla che sembra essere troppo lunga, comoda per Ribaudo che arriva in anticipo e la manda sul lato, poi errore di Caldarella, rimessa con le mani in favore del Cus. Decidono ancora i gol di Lio e di Caldarella quando siamo al 40° totale. Passa Caruso, trattenuto. Occhio, potrebbe arrivare il giallo, potrebbe arrivare il cartellino per Capitan Barone. Forse potrebbe anche graziarlo in questa prima scelta. Ringrazia Barone senza proteste. È calcio di punizione per il Calcio Sicilia. Torino dello spogliatoio più decisivo dell'Estere. Calcio di punizione, Calcio Sicilia. Graziato Barone. Lancio lungo. Occhio, palla che arriva a Messina. Tutti a vuoto nel Cus Palermo. Poteva essere un regalo per il 10. Rinvio dal fondo per il Cus. Cerniglia. Caldarella lotta per prendere la Fasone insieme a Baroncini. L'ultimo tocco è stato rossa. La rimessa tra le sarà bianca per i padroni di casa. Fasone, deviazione rosa. Al limite, lascia giocare il direttore di gara. Vento forte, pioggia pure, si continua a giocare al limite. Su questo tempo l'hanno rinviata contro la Palermo, ma per l'arbitro oggi è valida per il gioco, ma anche per noi. Partita durissima, partita maschia tra le due migliori società del settore giovanile palermitano. Cus Palermo e Calcio Sicilia. Si gioca ancora, guida, se la porta fuori, rimessa laterale Calcio Sicilia. Batterà Plescia. Plescia lungolinea, Osei ancora giù. Provato a sbucare a dire del Calcio di Sicilia. Qui non vediamo per la presenza del palo di mezzo, ma la racconta io, la palla è stata tolta via dal campo, via il rimessato ancora Calcio Sicilia. Plescia vorrebbe lanciare senza paura Cavaliere. Vella l'attacca, palla per Vella, vorrebbe prenderla, se la va a prendere sua lui. Ecco Giuseppe Vella che poi non si intende, finisce per regalarla al Calcio Sicilia. Palla comoda soltanto per l'estremo difensore della formazione ospite, l'estremo difensore di mister Catanzaro. Mangano, Osei, Barone. Occhio svirgo, attenzione centrale del Calcio Sicilia. Palla per Vella, vorrà prendere la Plescia, forse con una mano, non c'è, si continua a giocare. E ora Lio anticipa Catanzaro, lì ancora vuole il riferimento centrale, trova Angelo Barone che fa sposare contro Giuliano, la meglio il 4. Giuliano scarica il compagno, Lio si sgancia, batte Rudy Candè, manda fuori tempo l'avversario, poi se la lascia lì Alberto Abate, ripartenza Calcio Sicilia. C'è un fallo visto dall'arbitro, un calcio di punizione per il Cus Palermo. Giudicato gioco pericoloso, intervento di Rudy Candè. L'arbitro che fa il calcio di punizione per il Cus. Chissà se è riuscito a sentire da casa. Angela avanti. Lio abbatte. Cercato 6. Anticipo buono, perfetto da parte del 7 per la carressa comoda per Mangano. Ancora aspetta che arriva l'avversario, la va a bloccare. Fuori, uscite le palle, dai! Palla dalle mani Mangano. Lancio lungo. Catanzaro, bene. Cavaliere, vorrebbe Vella. Palla che scappa, scivola, resta buona per il centro di Calcio Sicilia. E resta lì Plescia, lancia lungo, scomoda per i compagni, buona per Barone. Barone vorrebbe andare in porta. Idea fuori posto del capitano del Cus Palermo. Rinvio dal fondo per il Calcio di Sicilia. Occhio Stefano! Arbitro, veloci uno ogni volta. Senza fretta il Calcio di Sicilia può battere, andare in avanti. 9 minuti del secondo tempo. A vuoto Caruso, Abate tocca e per Baroncini da trovare Rudy Candè. In palleggio Rudy Candè, col tacco vorrebbe girarsi. Idea che non può realizzarsi sotto la pioggia su questo terreno. Ora Cerniglia riesce però a ritrovarla. Catanzaro largo sulla destra, invece dal lancio lungo da 6. Cerniglia più lontano che può, Candè non arriva.
Di Maio, Candè, ecco la palla dal 9, cercata l'idea verso Filippo Fasone, non arriva a prenderla, sono liberi di giocare, poi Rudy Candè, scivola il gioco del calcio Sicilia, Candè vuole andare in porta, largo, rinvio dal fondo, 45esimo, decimo della ripresa, rinvio dal portiere per il calcio di Sicilia. Forza Albi! Un altro! Arbitro, 3 ore ogni battuta, arbitro! Piano, piano! Oh! Non correre! Siamo venuti in recupero, Va a prendere Alexander Guida, Fasone, vuole puntare Fasone, ce l'ha sul destro, Fasone! Mangano in qualche modo se la trova lì, riesce ad andare in posizione, la prende la fa sua, sul primo squillo di Filippo Fasone. Mangano, Guida controlla bene, cerca anche la verticale, Candera in fuorigioco, ora può tenerla, Fasone. Giuliano la tiene in campo, vorrebbe andare lì Barancini, Rudy Candè, portare a terra, c'è fallo commesso da Giuliano e calcio di punizione per il CUS, deve ripetersi, deve rettificare la posizione di battuta di questo calcio piazzato e calcio di punizione per il CUS Palermo, andrà a battere Barancini. Lascialo stare Pietro che è un cretino! Pietro, lascialo stare! Poi a fine partita glielo fai assaggiare, dopo, ora! Arbitro Non cadere nel deve chiarire terreno. qualcosa in area di rigore. Silenzio! C'è tuo pugno, ti do un pugno, ti do 9 euro. Batterà Barone, Dopo! Adesso pensa a giocare! palla in avanti, vorrebbe il secondo, cercata la testa dei compagni del CUS da quella del capitano Ribaudo, ora Barone, da un capitano all'altro, Angelo Barone rischia, ripartenza, contropiede calcio Sicilia, vorrebbe andare avanti Caldarella, c'è il giorno che accompagna, Giuliano, la va a prendere lui, Giuliano dentro l'area, palla a vuoto, resta buona per il 10, la mette sotto al 7, l'ha chiusa il calcio Sicilia, ha segnato Messina, CUS Palermo 0, calcio Sicilia 3, ripartenza perfetta comandata dal calcio Sicilia, contropiede in superiorità numerica, palla che arriva sul secondo palo e ha segnato Messina dritta sotto al 7 dove Cerniglia non sarebbe mai potuta arrivare. CUS Palermo 0, calcio Sicilia 3, partita che ora potrebbe andare pure in sigillo. 3-0 calcio di Sicilia, tutti sul primo, nessuno sul secondo palo e Messina è libera di andare in porta, arriva al fondo, arriva al portiere. 3-0 per il calcio di Sicilia, doccia gelida sotto il diluvio per il CUS, potrebbe essere veramente una botta pesante per il campionato. Questo, quella di oggi era una partita fondamentale per la corsa al primato, il CUS non è riuscito a entrare in partita, aggredito dal calcio di Sicilia. 3-0 i ragazzi Maglia Rosanera. O 6 a voto, È tua Messina! Catanzaro contro Messina, Catanzaro si defila, cerca di allontanarla, rimessa laterale calcio Sicilia ancora. Vieni a Latta che vi chiama I mocassini da me! Riccardo! Caricali Riccardo! Stefano, non ti alzare i piedi! Riccardo, caricali che si stanno fermando, Riccardo! Flescia dentro l'aria, palla buona per Catanzaro, lontana ancora lì, sempre da quella posizione, altra rimessa laterale per il calcio Sicilia quando siamo al 14esimo del secondo tempo. 3-0 per la formazione in trasferta per la squadra di mister Catanzaro. Guida, vorrebbe Fasone, palla tolta da Di Maio, resta buona per Caldarella, Candè insegue, Caldarella tiene lui, Caldarella, la palla resta in campo, la gara va sul secondo, poi Catanzaro allontana via in calcio d'angolo, calcio Sicilia. Calcio d'angolo, calcio Sicilia. Caricali! Cosa ha messo in mezzo?
Destro alla ricerca dell'area di rigore, pronto la girata qui Caruso, non riesce ad arrivare in porta, ora vorrebbe uscire la palla al piede Catanzaro, non arriva a prendere, a tenerla ancora, Lio si tiene il possesso con le mani, rimessa laterale per il calcio di Scilla quando siamo entrati nel primo quarto d'ora di gara, 50 sul cronometro, c'è cambio del calcio di Scilla, vediamo che entrerà, sembra essere pronto ad entrare in maglia numero 20, lo dirò io. Vai Calda! Bravo Fra! Fuori Caldarella, dentro Rivela nel calcio di Scilla. Primo cambio per mister Catanzaro, si riprenderà con un calcio, con una rimessa laterale per il calcio di Scilla. Cerniglia blocca Cerniglia, Angelo Cerniglia, oggi protagonista di una partita con più sbavature, con qualcosa da correggere chiaramente. Baroncino allontana sul lato, rimessa per le mani per il calcio di Scilla. Baroncini in testa, palla ancora al 2 Di Maio, vorrebbe andare in avanti a vuoto, palla dubbia, resta buona per Vela per la sua corsa, la ritrova il 7, cerca di andare in avanti, palla buona, Cerniglia deve bloccarla e la fa su Angelo Cerniglia. Cerniglia 6, ancora 6, guida di prima, cavaliere anticipato secco, Plescia. Gioca in mezzo dalle parti di Giuliano, recupera bene Barone, Candesera allunga, si va sul lato, l'ultimo tocco è rosanero e la rimessa laterale in favore del Cus Palermo. C'è un altro cambio per Mister Demo, vediamo chi entrerà. Porterà a terra, C'è a terra Cerniglia però, c'è pure a terra Cerniglia nel Cus. Arbitro! Arbitro! Oh! Porterà a terra! Cambio, dentro Gaetano Caruso nel Cus. Arbitro, il portiere a terra! Arbitro! L'arbitro sta completando i cambi, nel frattempo c'è Cerniglia a terra, completamente disinteressato dell'estremo difensore del Cus. Non ho mai visto nulla del genere. Il portiere a terra, l'arbitro sta gestendo i cambi. C'è cambio, dentro Caruso, pronto a entrare la cara nel Cus. Cambio. Fuori Cerniglia. Dentro la cara. Resta tra le Cus. Cambio! Vabbè, ci si Ripeterà Baroncini, che succede? ha Ha qualcosa da dire alla panchina del calcio di Scilla. Baroncini, palla verso 6, ancora Cus Palermo 6, ora fa correre Catanzaro, non arriva, ma Caruso sì, nemmeno lui. Caruso, lotta Gaetano Caruso, in mezzo a Bato un po' lungo, non riesce a toccare ma non basta, lancia in avanti, buona per la corsa dei compagni, invece no, buona solo per il recupero e la presa di Cristian Lacara. Va lungo la cara, Aiutalo, ragazzo classe 2011 portato dal gruppo Under 14, è entrato al momento del cambio per Cerniglia per l'infortunio, dare una mano a Mister Dem, altro cambio, alta rimessa laterale per il calcio Sicilia. Stefano i piedi a terra, Stefano! Giocare di Plascio, di Plescia, guardate, Plescia va in avanti, direzione, poi la carezza buona per Caruso, chiude O6, guida, errore, regala Giuliano, sul lato sale il compagno, Giuliano vuole il tiro da fuori, e rinvio dal fondo, rinvio dal portiere per il Cus Palermo, la cara deve velocizzare. Barone, palla che si rallenta col vento forte in campo.
Palloncini porta a terra un uomo, l'arbitro non vede, è rimessa laterale per il calcio di Sicilia. Telefonata, signora, per favore, silenzio. Telefonata. Arbitro, ma ci vedi, arbitro? Ti compriamo l'occhiale! Anzi, lasci... assegna un calcio di punizione l'arbitro. Calcio di punizione, calcio di Sicilia. Palla in avanti, mette giù, controlla, vorrebbe prendere la Caruso, deviazione, palla dietro, palla dal 3, Plescia, vorrebbe mettere una di rigore, occhio, 6 a vuoto, la regala incredibilmente a Caruso, si distende la cara al primo intervento, salva il risultato della sua partita. Salva la cara sulla dormita di Gabriello 6, rimessa con le mani per il calcio Sicilia, giocherà Plescia. Un turno fa stoppare un attimo, la luna non vanno bene. Caruso la botta al volo, c'è pieno Barone, la cara evita il calcio d'angolo e blocca la sua. La cara fa salire i suoi compagni. La cara vorrebbe Vella, riesce a toccarlo la Filippo Vasone. Prova a passare, non riesce, poi la carezza buona per il Cusse, abbatte, serve Vella per la corsa, palla troppo lunga, comoda per il ribaldo, la manda via e rimessa laterale per il Cus Palermo. Rimessa con le mani Cus. Baroncini gioca corto, non trova Caruso. Arbitro, dico rinvio al fondo. Rinvio al fondo per il calcio di Sicilia sul 3-0 quando siamo al 56esimo. 3-0, calcio di Sicilia. Caldarella, Lio e Messina. Il giocatore al segno per mister Catanzaro. Lancio lungo. Mancano 14 alla fine. 3 gol avanti per il calcio di Sicilia, palla persa, buona solo per il Cusse, ne approfitta, vorrebbe il tiro da fuori Cavaliere, Mangano senza press, senza dubbio, senza problematica, riesce a fare la sua Gabriele Mangano. Attenzione! Lungo Mangano. Barone tocca ma all'indietro, deve andare a prendere Cristian la cara e la va a fare sua. Attento a te! La cara. C'è chi ha giocato in mezzo al campo, trova Giuliano ma anche Catanzaro nuovamente, ancora Cus Palermo, Catanzaro, errore, palla regalata a Messina, l'ultimo giocatore da segno in calcio Sicilia, finta sterza, bene Messina, gioca dentro, prova la giocata, c'è l'appoggio, Giuliano vorrebbe il tiro da fuori, non riesce a realizzare l'idea, arriva il giocatore avversario a toglierlo, ora ha provato la palla verso Fassone, se la va a prendere, Filippo Fassone tiene in campo, la chiama Vella, è lui che viene cercato ma ribauda, è ben saldo e concentrato in posizione, è lontano Barone con le braccia lunghe sul corpo dell'avversario, fallo commesso da Barone, è calcio di punizione, calcio di Sicilia. Buttalo fuori, buttalo! Calcio di punizione, calcio di Sicilia. Il magazzino tedesco! Vediamo chi va a battere. Si presenta Di Maio, carica di battere questo calcio di punizione. Restano dietro i ragazzi del calcio di Sicilia, ne portano 5 in avanti. Vorrebbe andare Di Maio a sfidare la cara, si distende la cara e sarà calcio d'angolo. La cara si presenta bene, il portierino classe 2011 del Cus Palermo, chiamato Radema, chiamato a dar supporto e fin qui si rende protagonista di 2 parate senza ulteriori dubbi. Potrebbe esserci un cambio, invece no. Arbitro ha qualcosa da dire alla panchina di Demma? Che è successo? I mocassini si stanno. Non ci fresca più, frescano io. Che succede? Riprende il gioco. Qualche piccolo inconveniente, si può riprendere. Palla messa in mezzo, tolta dal difensore del Cussa, resta buona per Caruso, ha salvato. Sembra essere 6, si è allungato 6 per la seconda volta a togliere un gol quasi certo dalla porta. Calcio d'angolo a 11 minuti dalla fine, calcio d'angolo, calcio di Sicilia. 3-0 avanti la formazione in trasferta.
Cross messo in mezzo, non esce la cara, allontana Baroncini, ma la carezza doppia, flash contro Cavaliere, ancora Cavaliere ci non la prende, vorrebbe il tiro da fuori Lio, questa volta non arriva in porta, Euro 6, a spazzarla, tocca bene flash, poi la carezza buona per il Vella, a cercare Fasone, altro lancio lungo, ma letto altrettanto bene dal TS del calcio di Sicilia. Cavaliere tocca, prolunga da Caruso, non se l'aspettava lì al centro dell'aria, allontana via il calcio di Sicilia, è rimessa laterale Cus, rimessa laterale Cus Palermo, 10 alla fine, 60esimo, prima ora di gioco che va, 60 minuti, 3-0 calcio siciliano, pesantissimo per il Cus. Caruso allarga tutto, Baroncini a vuoto, palla buona per il Petti che può andare, ripartenza e calcio in contra, Baroncini deve rimediare, metterci una pezza, va dentro, traversone, troppo sul portiere, troppo lungo, rinvia al fondo per il Cus. C'è cambio nel Cus. Che è spagnolo? Mio socio, è spagnolo. Occhio! Non molliamo! Dentro Spagnolo al posto di Cavaliere. Dentro anche sembra essere Quattrocchio, vi darò conferma. Datemi un attimo. Va giù Spagnolo, fallo commesso ai danni dell'Alessandro Spagnolo. Sì, Quattrocchio e Spagnolo. Fallo con le mani, dove si gioca? Anche Ha fatto 10 volte, sei scalpito, sei del Cus! Dieci volte, a bottone, calcio al pugno, non ne vedi chi vuoi. Lanci davanti, entrata di rigore, palla buona per la corsa di Catanzaro, Abate, Catanzaro la va a perdere, Abate prolunga bene avanti, anticipato Spagnolo, anticipo di ribaudo, ora vorrebbe correre sotto di destra il 20 del calcio di Sicilia, se lo va a prendere così Quattrocchi, sbraccia Quattrocchi, fallo commesso al giocatore del Cus Palermo, ammonito dopo un minuto. Quattrocchi, dopo un minuto sono ingressi in campo, viene ammonito Quattrocchi, calcio messo del calcio di Sicilia. Vai Messina! Che è tua Messina! È tua Messina! Messina è tua! Chi passa la voce, non è esagerito. Calcio posizione calcio di Sicilia. 7 minuti al 70esimo. Tirate va! Aspetta il fischio dell'arbitro che arriva ora. Battuta messa in mezzo, Giuliano vorrebbe andare dritto in porta. Conclusione che termina larga della porteria sarà la cara. E rinvio al fondo per il Cus Palermo. Rinvio al fondo Cus, sotto di 3 gol a 7 alla fine. Lancia in avanti, riesce a toccarla Vella. Poi palla persa, ritata Vella, vorrebbe lottare per riprenderla e andare in avanti. Palla buona, controllo perfetto per Lio. Vuole il tiro da fuori, la cara, la braccia, la fa sua. Bravo qui la cara. Potrebbe anche insidiare per un posto da titolare la cara, visto la difficoltà di oggi nel mantenere la porta inviolata. Rimessa la tale per il calcio di Sicilia. Altro cambio, ancora Cus Palermo con la rimessa laterale. Mi aspetto un altro cambio ancora, incredibile. Mi aspetto una seduta d'allenamento interamente sulle rimesse laterali questa settimana, sia per Catanzaro che per Demmo. Lio, Baroncini in testa, Abate, vorrebbe andare Spagnolo, insegue, portato dietro Spagnolo, tocca, palla carezza buona per l'attaccante del calcio Sicilia, poi cerca la giocata alla ricerca di Giuliano, riesce a passare Vella, ora Catanzaro, in avanti, vorrebbe la verticale, la corsa di Gaetano Caruso, Caruso ancora, lotta lui, Gaetano Caruso,
viene scalciato, subisce fallo e calcio di punizione. Si va a prendere un calcio piazzato Gaetano Caruso. Oseiro, c'è il portiere. Calcio di punizione Cus Palermo. Batterà Osei. Osei va dentro, Mangano un po' timido nell'uscita, riesce a allontanarla. Palla canestro buona lì. Fasone vuole lo spazio per il tiro, viene chiuso. Contrasto vincente del calcio di Sicilia. Poi Vella, destro, da fuori Vella. Centra per il difensore avversario Caruso, insiste Spagnuolo. Palla canestro lì, Osei vorrebbe il tiro, ancora deviato, ribattuto. Si chiude dietro il calcio di Sicilia, non vuole concedere gol agli avversari. Vuole mantenere la porta inviolata la formazione di Mister Catanzaro. 5 alla fine, 65esimo esatto. Mangano forse un po' dolorante. A battere andrà Di Maio. Si riprende Mangano. Di Maio va a lungo. Fallo commesso da Quattrocchi. Occhio che è già ammonito. E calcio di punizione per il CUS. Per il calcio di Sicilia, perdonatemi. Calcio di punizione del calcio di Sicilia. Per un fallo commesso da Quattrocchi. Io non lo capisco. Devi imparare a calcio, vedi che non salai. Occhio a dietro, Filate va! Di Maio va a lungo verso l'area di rigore, si fa spazio Messina, sbraccia, l'arbitro non vede, resta lì e poi traversa e rete, gol che non viene però convalidato. Si era fatto spazio in maniera irregolare Messina, prima su Baroncini, poi su Osei, fallo e calcio di punizione per il CUS Palermo. Va a lungo la cara, Barone a vuoto, Quattrocchi, errore, dormita di Quattrocchi. Quattrocchi contro Giuliano. Messo giù, fallo commesso. Arriva un giallo. Vediamo, ed è rivolto ai danni il giocatore del calcio di Sicilia. Calcio di punizione CUS. Calcio di punizione CUS Palermo. Sono pronti a cambiare il calcio di Sicilia intanto. Vediamo chi entrerà. Uno è il CUS, uno è il calcio di Sicilia. Entra il Randazzo al calcio di Sicilia. Vi comunicherò io chi. Signor arbitro, la partita è finita! Scusa, sono 25. Dentro il Randazzo per calcio di Sicilia, a posto di Messina, fuori il 10 dentro il 15, mentre nel CUS Palermo è entrato il maglia numero 13, Yuri Gorgone. Lancia in avanti a cercare proprio Gorgone. Erroraccio, errore, rimessa laterale, palla regalata al calcio di Sicilia. Oggi c'è veramente poco da prendere nel CUS. Prestazione come poche durante l'arco di questa stagione, la classifica parla chiaramente. Ma oggi c'è veramente poco da salvare. È uscito 6 al posto di Gorgone. Allontana Catanzaro, ancora rimessa laterale quando siamo a 2 minuti esatti dal 70esimo. Si gioca, palla messa in mezzo alla ricerca degli attaccanti del calcio di Sicilia. Tocca Vella, vorrebbe girarsi Giuseppe Vella, prova ad arrivare, c'è l'anticipo di Di Maio provvidenziale sul 18. Ancora calcio di Sicilia che vorrebbe facciarsi in avanti. Catanzaro se la va a prendere, a lottare con lui c'è Lio, palla regalata al 20 però che vorrebbe scappare ora. Calcio di Sicilia in possesso sul lato di destra, c'è una chiusura del difensore in maglia bianca, accusa aver subito una botta, tutto regolare, si continua a giocare con la rimessa laterale per il calcio di Sicilia. Un po' di pietà che ci andiamo a Una pezza casa. Hai un fallo di Tanto ormai la partita è finita. Scalcio Quattrocchi, va giù, scivola, non c'è niente, rimessa laterale per il CUS Palermo. Ultimi 60 secondi, 3-0 calcio di Sicilia. Vorrebbe andare avanti Catanzaro, se la perde, però la finisce per regalarla agli avversari.
Viene qui cercato il 16 in avanti, poi la cara esce, la chiama e la fa sua la cara con sicurezza. Catanzaro prolunga verso Gorgone, invita a correre sul lato, Gorgone ancora, destro, errore di Gorgone, errore sul passaggio a pochi metri, rimessa laterale per il calcio di Cilia. Flescia, vuole Randazzo, fallo commesso da Gorgone, ai danni di Randazzo, calcio di posizione per il calcio di Cilia, giocherà Flescia, voleva batterlo Valenti, se la sente Flescia. Catanzaro allontana il pallone. Signora, lo deve dire lei però, non lui! Stefano è forte, Stefano. Ma perché ne ho sto posto? Mi raccomando, Ste! Andrà Flescia. Flescia col mancino all'interno dell'area per l'inserimento di attaccanti del calcio di Cilia. La cara si distende e riesce a toglierla. Fallo subito dalla cara. Arriva l'arbitro a richiamare l'intervento della panchina del CUS Palermo. Fallo in attacco, carica il portiere. Ha detto del direttore di gara, si riprende la cara dopo uno spavento. Si rialza la cara. Quando siamo 30 secondi oltre il 70°, non abbiamo ancora novità dall'arbitro sull'eventuale recupero. Vai Stefano! Potrebbe anche terminare qui. Due minuti di recupero, dice l'arbitro. 2 di recupero. Gioca fino al 73°, quindi vediamo, sarà così. Caruso la va a strappare a Catanzaro. Caruso vuole andare fuori, non c'entra lo specchio alla porta, ma fuori misura. E rinvio dal fondo per il CUS. A salve! Richiesta ancora intervento di Riccardo Spiguzza. Spingi bene. Vai Stefano che c'è freddo, vai! Signor arbitro, sentiamo freddo, fischia! No, perché tiene troppo fallo, va via. Muoviamoci, lo stiamo fermi! Muovetevi! Muovetevi per un spogliatoio! Muoviamoci! Adesso gioca Catanzaro. Può riprendere il gioco, andrà alla cara a velocizzare la ripresa. Palla corta a cercare Abate. Ora Baroncini, ancora Abate, Alberto Abate. Destro in avanti, vorrebbe Caruso, palla che scorre, buona per Barone che può fare l'attaccante aggiunto. Angelo Barone, destro in avanti, palla regalata di fatto a Mangano. Palla dalle mani di Mangano, ultimi secondi di partita. L'arbitro è finita! Perché ha suggerito come lui dice? Mangano lungo. Baroncini per l'anticipo, porta l'errore l'avversario. Yuri Gorgone si propone Spagnolo, la palla è verso di lui, invece non è verso Flescia, regalata ancora al 3. Caruso si fa spazio su Abate, poi in avanti messo giù da Catanzaro, non c'è niente, invita a rialzarsi il nome del calcio di Cilia. La cara, siamo oltre 2 di recupero assegnati dall'arbitro come tempo effettivo, di lasciare giocare qualche secondo extra. Non penso ci sia però di bisogno ancora di lasciare recuperare. Siamo sul 3-0 per il calcio di Cilia e la palla resta ancora all'interno del rigore del CUS. Baroncini, Catanzaro vorrebbe andare in avanti, va a cercare Barone, a fare il centro avanti aggiunto. Valenti, l'anticipo poi ripote mandala via. Randazzo chiuso alle spalle, Ciabatta vorrebbe girarsi, Randazzo lo fa bene, in 2 per prenderla, Caruso si infila e la spazza, poi via il 6. Può bastare così, cade il sipario, triplice fischio, il CUS Palermo cade in casa, cade contro il calcio di Cilia, 3-0. Risultato pesante per la corsa al primo posto del CUS Palermo. Il calcio di Cilia trova 3 punti per mantenerla ancora valida questa corsa. E vi ringrazio per la compagnia, per la visione. Restate sintonizzati sui nostri schermi. Domani domenica di grande calcio, 3 partite domani mattina qui a Monreale, una al CUS Palermo per seguire poi la partita di seconda categoria sulla voce del campo. Io vi ringrazio, vi invito a domani, un saluto alla prossima. Filippo